Approfittavano della confusione e del via vai di mezzi che inevitabilmente c'è nei magazzini di un grande centro commerciale per sottrarre, con la complicità di due camionisti, bancali certificati in legno del valore di circa 120 euro l'uno, e così, un po' alla volta, sono riusciti a rubare dallo scorso giugno oltre 1300 pallet per un valore di oltre 12.000 euro, ma l'hanno pagata cara, visto che i due magazzinieri, impiegati al centro commerciale I Giardini del Sole di Castelfranco, oltre ad essere stati denunciati per furto aggravato in concorso, sono stati licenziati. Si tratta di un 48enne ed un 50enne, entrambi residenti nella Castellana. I due autotrasportatori che hanno caricato sui loro mezzi i bancali, un 44enne moldavo residente a Spinea ed un 45enne kosovaro che risiede a Quinto, sono stati denunciati. Ad accorgersi dei continui ammanchi di pallet sono stati i responsabili del movimento merci del centro commerciale, che hanno presentato denuncia ai carabinieri. L'indagine è scattata lo scorso giugno, con controlli incrociati anche sui turni di lavoro, fino ad arrivare all'individuazione dei responsabili, i quali, messi alle strette, hanno ammesso le proprie responsabilità. E così per i due dipendenti infedeli è scattato il licenziamento.